È un nuovo inizio, è un modo di vedere in prospettiva la Carta di Venezia, specialmente nel post-Covid e anche con le conseguenze di un anno che purtroppo ha riportato la guerra in Europa, e di aggiornare la Carta di Venezia in base alle necessità che hanno le famiglie e le persone fragili. In pratica organizzare i territori e le città a favore delle famiglie. Questo fa parte degli obiettivi della Carta dell'ONU, dell'agenda dell'ONU, scusate, 2030, che attraverso questo nostro lavoro stiamo, mi permetto di dire, mettendo veramente in moto, coinvolgendo tantissime realtà a livello mondiale. Oggi la presenza a Venezia di almeno 8-9 nazionalità diverse, il collegamento con 50 rappresentanti di enti e di realtà amministrative a livello mondiale, molte del Sud America, molte del Sud-Est asiatico, che vedono nella Carta di Venezia un modo e un metodo veramente di gestire al meglio la città e il proprio territorio rispetto al bisogno della famiglia. Siamo i coordinatori di questa realtà a livello mondiale, che ci vede interlocutori diretti con le Nazioni Unite e che permette di avere la Regione Veneto, ripeto, con la propria esperienza, con il bagaglio che ha della propria gestione del sociosanitario, sicuramente attore non secondario su questo tema, ripeto, a livello non solo italiano, non solo europeo, ma a livello mondiale. C'è stata l'assemblea generale della rete Elisan che si è svolta a Bruxelles presso la regione del Veneto e durante questa riunione è stato deciso di rivedere tutti i parametri della dichiarazione di Venezia nei suoi diversi punti dopo le sfide del Covid, della pandemia e della guerra in Ucraina. In particolare per diversi punti della dichiarazione è particolarmente importante vedere come rispondere alle sfide della sicurezza alimentare, dell'inflazione e della povertà. Déjà, avant toute chose, je voudrais remercier Roberto Ciambetti pour son invito. Prima di tutto vorrebbe ringraziare il presidente Ciambetti per l'invito e poi anche ringraziare dell'onore di essere qui presso la sede prestigiosa del Consiglio regionale del Veneto in quanto presidente della rete Elisan. Quindi per quanto riguarda la domanda su cosa si può apportare come contributi alla dichiarazione di Venezia, prima di tutto è la situazione è molto diversa adesso perché siamo in un periodo post-pandemico, è scoppiata la guerra in Ucraina, c'è la crisi dell'energia e quindi secondo tutte queste crisi la dichiarazione di Venezia è stata e deve essere rivista e attualizzata. Adesso i nostri legami di Elisan e di Marsiglia con la regione del Veneto sono molto antichi e lunghi e sviluppati, e quindi quello che adesso noi puntiamo a raccogliere sono contributi di tutti i partner con le migliori pratiche che possono essere raccolte per migliorare le risposte alle sfide affrontate. Cette déclaration de Venise, une actualisation avec la situation de maintenant qui n'est plus du tout celle avant Covid. La declaración de Venecia ha sido un instrumento La dichiarazione di Venezia è uno strumento molto efficace per cercare di rispondere alle sfide di città e territori inclusivi, specialmente adesso dopo la pandemia del Covid e le sfide che il Covid ha rappresentato per le famiglie in un contesto urbano. Per cui io colgo questa occasione per ringraziare moltissimo il presidente Ciambetti di questa opportunità e per rilanciare la sfida per apportare alle famiglie maggiori opportunità di sviluppo in un contesto di crisi. Jesteśmy jednym z 16 regionów w Polsce
Siamo una delle 16 regioni polacche che è coinvolta nell'aiuto agli ucraini. Aiutano tutte le autorità a livello governativo e locale. Se possiamo, aiutiamo gli ucraini sia nel nostro paese sia nel loro paese di origine per dargli la possibilità di vivere normalmente almeno in qualche maniera. Per quanto riguarda la dichiarazione, la Carta di Venezia, partecipiamo a questo programma già da 2 anni e devo dire che siamo già un partner a livello degli altri, come tutte le altre regioni e tutti gli altri comuni a livello europeo. La nostra posizione è molto buona anche a livello delle organizzazioni internazionali tipo ONU. Per quanto riguarda la nostra attività nel quadro della Dichiarazione di Venezia, noi ci concentriamo sull'aiuto alle famiglie in stato di povertà, ci concentriamo sull'aiuto ai bambini per quanto riguarda organizzazione dell'educazione, aiutiamo le persone povere, malate e le persone anziane. Qua il nostro aiuto per quanto riguarda le persone anziane e le famiglie delle persone anziane è molto ben articolato. Noi aiutiamo le persone che si occupano degli anziani, così possono riposarsi, andare in ferie, possono avere un pezzo della loro vita e sanno che c'è la regione che gli può dare una mano. Ritornando alla situazione ucraina. Veramente a tutti noi è difficile credere che dopo le atrocità della Seconda Guerra Mondiale è stato possibile il ritorno alla guerra. Tutti quanti, tutte le nazioni aiutano Ucraina, la difendiamo, ma difendiamo anche l'Europa unita contro la barbaria e totalitarizmu. Przed totalitaryzmem i zaprzestali tej wojnie.